Ciao imbruttiti! Durante il mio viaggio a Parigi ho parlato con i francesi chiedendo loro qualsiasi indicazione, sempre e solamente in lingua veneta. Ma guardate la gioia del ristorante al tabacco di Abano Terme che sponsorizza il mio viaggio. Sono appena atterrato all'aeroporto di Parigi e chiederò le prime informazioni in veneto. Amico da andare verso dove che è il centro, però non so dove che posso trovare il treno, se vado a trovare il treno, il taxi. Alors, on va aller au musée du Louvre. C'est ici, E il mio albergo è attacca. à Louvre, au Louvre, d'accord. Donc la ligne bleue jusqu'à Châtelet. Et à Châtelet, vous prenez la ligne jaune. C'est le métro numéro 1, direction la Défense. Quindi vado a smontare a Châtelet Oui, e dopo torre Lundese. oui, ils sont là. Quante fermate c'è qua? 2. 2, ok. Ho preso il treno, ho preso la metro e sono arrivato in centro. A questo punto devo prendere un taxi. Vediamo se mi capisce. Devo andare in albergo, mi porti tu? Ok. Quanti gradi che sei? 13 degrés. Cioè io sono a Parigi e sto continuando a parlare in veneto. E guardate cosa succede adesso in albergo. Grazie. 54 della Grazie. Sta quasi a chiave da camera. camera 54? 54. A che piano sei? 5. Quinto piano. Yes, good. Grazie. A che ora sei a colazione? Ouais. Ici, c'est de 7h à 10h. De 7h à 10h. Come te chiamito? Reda. Adesso però voglio raggiungere un altro albergo e voglio domandargli in Veneto dove posso andare a comprare un bidet. Ecco, dove c'è che posso andare a comprare un bidet? On est ici, le musée du Louvre, c'est juste à gauche. E là dopo catto lo sgabbiosso dove che vendi i bidet. Oui. Come si dice in Veneto? È il tocco de carta. El tocco de carta. Ok. Buonasera, scusami, un'informazione, dove c'è che posso comprare un bidet? E là i vende i bidet? I trovo? È il negozio grande? Perfetto, grazie, voto un bidet, ciao. Sono Veneto, vengo dall'Italia e so devo cercare un bidet. Dove c'è che posso cattarlo? Un bidet. Fa lavare le ciappe. Ben, vous avez un supermarché, là. Si vous prenez la petite rue, vous allez tout droit, vous allez tomber sur un Monoprix. E là i vende i bidet? Oui. Godo a comprare un bidet. Par là-bas, faut passer dans le petit. Juste là en face. Una domanda, ma quello è l'arco del trionfo? Non, non, non. Do you speak English? No, mi so Veneto. Pas l'Arc de Triomphe, il est là-bas. Sei più in fondo? Et c'est ça. Ma quanti archi che avevo qua dentro? Non ti ho segnato a te? Adesso scusa, capo, dove sei il Louvre? Sei te? Ah, grazie, ciao. Come vedete alle mie spalle c'è il museo del Louvre, dentro c'è anche Mona Lisa. Io ora entro, sempre se noi mi arresta. Amico da entrare per esporre il Sugamà, se possibile. Il Sugamà. Devo esporre perché sotto il Sugamango da portarlo al Louvre. Sì, no problema. Ok, grazie, non venga fuori la storia dopo. Il Green Pass c'è questo. Scusami, sono Tony Sugaman. Vado a esporre il Sugaman. Là, Sì? 0, right and up. Allora, vediamo se ho capito. Su, 0, destra e vado in cima. Yes. Grazie. Insomma, un veneto in giro per il mondo ha una marcia in più. Possiamo tranquillamente andare all'estero e parlare la nostra lingua, tanto ci capiscono. Oh, te lo dice uno che si arriva davanti a Gioconda, mica un mona.